Per i 20 anni appunto dall'UNESCO, dalla dichiarazione UNESCO, anche il FAI partecipa con un'iniziativa importante, sono le mattinate FAI d'inverno. È la prima volta che le organizziamo qui ad Agrigento e le organizziamo presso il Giardino Botanico, quindi il 2/12 dalle 9 alle 13. È un'occasione importante che vogliamo dedicare anche alla nostra amica che purtroppo ci ha lasciato, delegata a scuola Virginia Bellomo. È un'occasione importante perché devo dire che il FAI la sta valorizzando in quanto nella comunicazione del FAI vengono indicati su 200 beni solo 4 beni e tra i 4 beni c'è anche il Giardino Botanico. Un'occasione importante perché a seguito di questo incontro verrà anche la trasmissione molto nota Geo che il 4/12 farà le riprese per valorizzare ulteriormente a livello nazionale, forse internazionale, questo Giardino Botanico. Quindi vi invitiamo tutti ad essere presenti tra le 9 e le 13 del 2 dicembre presso il Giardino Botanico in maniera tale da godere degli apprendisti ciceroni che vi faranno visitare della musica con il liceo Majorana e comunque godere di questa bellezza e stare con noi. Normalmente sono aperte soltanto alle scuole, in questa occasione, lo voglio ricordare, sono aperti a tutti i cittadini di Agrigento e provincia, oltre che ai turisti. 20 anni fa l'avvocato Stefano Vivacco e la sua giunta ebbero questa intuizione straordinaria sulla fondatezza dell'assoluta straordinarietà della Valle dei Templi, che di fatto era già di fatto un patrimonio internazionale. Si richiese questa certificazione con l'inserimento dentro il patrimonio dell'UNESCO. Da quel momento si sono avuti una serie di effetti benefici sulla città che ancora oggi noi godiamo e credo che anche su quell'evento in qualche modo la città si sia inorgoglita e abbia avuto anche delle ambizioni culturali che ancora oggi si cercano di portare avanti. Il Comune di Agrigento partecipa grazie anche al contributo dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento con una estemporanea che si terrà sul Belvedere Modugno, su questo piccolo angolo da poco recuperato alla fruizione degli agrigentini. Dal Belvedere Modugno è possibile vedere uno degli scorci più belli dell'intera Valle dei Templi, della Via Sacra sino al mare. I ragazzi potranno in qualche modo dipingere attraverso le loro suggestioni personali e recuperare, diciamo, in termini artistici questo paesaggio, ed è un momento in cui per una volta ancora si connette la Valle dei Templi con la città di Agrigento, perché Agrigento è una, è unica, ha tanti percorsi al suo interno che sono ricchi, frastagliati dal centro storico sino alla valle del Giardino della Colimbetra, ed è bene che li sappiamo cogliere in maniera armonica e integrata.